Ospite Federico Simeoni. Simeoni, ieri c'è stato il consiglio provinciale, qualcuno si aspettava un po' di maretta e bagarre, poi cosa è emerso? C'è stato un po' di agitazione, in fase di dibattito molto forte, soprattutto sulla parte che riguardava il trasferimento dei beni della provincia alla regione. Abbiamo fatto la programmazione, questi piani di subentro per il momento per quanto riguarda il settore ambiente, quindi sia per il personale che per la parte di uffici della provincia che a gennaio verranno trasferiti alla regione. Il PD in questa fase pretendeva che ci fosse anche il piano di subentro per quanto riguarda gli edifici scolastici e il personale degli uffici che gestisce l'edilizia scolastica attualmente in carico alla provincia. E sta di fatto, insomma, cosa è emerso? Qui c'è stata da una parte quello che il PD ritiene una furbata da parte dell'amministrazione Fontanini, che è quella di non aver preparato ancora i piani di subentro, ma io dall'altra parte non è che tiro la croce addosso alla giunta Fontanini, perché ci sono dei problemi oggettivi. C'è stata una riunione fatta con i sindaci dei comuni che dovrebbero prendersi in carico gli istituti superiori, quindi quelli che sono distribuiti in giro per il territorio, che effettivamente non avendo contezza di quali potranno essere i trasferimenti, perché la regione ancora non ha fatto i riparti, né tantomeno la provincia potendo determinare quali personali distribuire sulle varie parti del territorio, perché capite bene che un dipendente pubblico oltre 50 km non può essere trasferito, quindi facciamo l'esempio di Tarvisio o Cervignano, che sono molto distanti, il personale dalla sede centrale di Udine non può venire trasferito d'ufficio in questa maniera, quindi la provincia giustamente ha chiesto alla regione di prendere tempo e di modificare questa parte legislativa di gestione dei trasferimenti per poter proprio concertare con i comuni questi piani di subentro. Il PD pretendeva che invece Fontanini cedesse subito in modo che fosse la regione a farlo. Io ritengo che sia corretto che chi è ancora investito dall'ambito di consenso popolare perché è stato eletto possa avere questa fase di dialogo e di concertazione con i primi cittadini. Senta, parliamoci chiaro, ormai il centro-sinistra, in particolare il Partito Democratico in provincia, lavora celermente per dismetterla prima possibile, no? Questa provincia friulana. Sì, questo lo sta facendo dal momento del suo insediamento, ma l'aveva promesso nel suo programma elettorale, quindi io su questo non contesto. Evidenzio solo al giudizio dei cittadini che il PD dalla regione alla provincia sta facendo tutto quanto possibile per distruggere il Friuli. A questo loro spero che se ne ricordino nel momento in cui sarà da riconfermare o comunque dare il consenso ancora a questi personaggi. Ecco, secondo lei invece i friulani capiranno queste cose o sarà la solita aria fritta, diciamo, che si disperde poi in corso d'opera? C'è un martellamento continuo, quindi io credo che un minimo di memoria i friulani, che non sono degli sprovveduti, la mantengano, quindi vedremo i risultati, mi auguro già al 4 di dicembre. Senta, velocemente abbiamo ancora un minuto per parlare io e lei. Per quanto riguarda le amministrative, Patria e Furlane si sta muovendo? Ma sono contesti abbastanza marginali per questo momento, quindi al limite noi daremo sostegno a liste civiche, ma non andremo ancora a presentare il simbolo perché in questa tornata non la riteniamo significativa e stiamo concentrando tutto il nostro sforzo su preparare qualcosa per le regionali del 2018, a meno che non ci siano novità dopo dicembre, che ci sia un'anticipazione del voto. Bene, grazie a Federico Simeoni per la sua partecipazione.